Tutte le profezie rivelate Madonna di Fatima a Suor Lucia. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi delle profezie che Suor Lucia ha ricevuto dalla Madonna di Fatima durante il suo soggiorno nel monastero di Coimbra. Ricordiamo che Lucia, nata nel 1907 e morta nel 2005, dopo la fine delle apparizioni della Madonna di Fatima, ha deciso di prendere i voti ed è diventata una monaca carmelitana e ha trascorso la sua vita in preghiera e in penitenza nel monastero delle monache carmelitane di Coimbra. Nel corso della sua permanenza lì, la Madonna è apparsa diverse volte a Suor Lucia nella sua celletta e le ha fatto delle rivelazioni molto importanti che Lucia ha confidato sia ai suoi padri spirituali che ad un diario, mettendole per iscritto. Ecco quanto rivelato dalla Madonna di Fatima a Suor Lucia durante le apparizioni presso appunto il monastero di Coimbra. La Santa Vergine Maria non mi ha detto che siamo negli ultimi tempi del mondo, però me lo ha fatto capire chiaramente per 3 motivi. Il primo motivo è dato dal fatto che la Madonna mi ha detto che il diavolo è in procinto di ingaggiare una battaglia decisiva contro di lei, la Vergine Santa, ed è una battaglia decisiva, è uno scontro finale in cui una parte sarà vittoriosa e l'altra subirà una sconfitta. La Madonna disse a me, così come a Francesco e Giacinta, i miei cugini, che Dio sta dando 2 ultimi rimedi all'umanità, cioè il Santo Rosario e la devozione al cuore immacolato di Maria. Nei piani della Divina Provvidenza, il Signore, prima di punire il mondo, aspetta che vengano meno tutti gli altri rimedi possibili. Quindi adesso, dato che Dio vede che il mondo non presta la minima attenzione, Egli ci offre con una certa trepidazione l'ultimo rimedio con cui ottenere la salvezza, ossia la sua Santissima Madre. Ma se noi disprezziamo e respingiamo questa Madre celeste così amorevole, non avremo altro perdono dal cielo, perché avremo commesso un peccato che il Vangelo chiama il peccato contro lo Spirito Santo. La Vergine Santa, in questi ultimi tempi in cui ci troviamo, ha dato una nuova efficacia alla recita del Santo Rosario, al punto che non vi è alcun problema, quanto difficile esso sia, che non possa essere risolto dalla recita del Santo Rosario. Con il Santo Rosario noi ci salveremo, ci santificheremo, consoleremo nostro Signore ed otterremo la salvezza di tante anime. Oh,
diventate tutti devoti del cuore immacolato di Maria. Considerate questa Madre Celeste quale la sede della misericordia, della bontà e del perdono. Il suo cuore immacolato è come la porta attraverso la quale noi entreremo nel paradiso. Ecco, continua Sor Lucia, che descrive nel suo diario la sensazione provata poco prima di mettersi a scrivere. Sentii lo spirito inondato da un mistero di luce che è Dio, e in lui vidi e udii la punta della lancia come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse terrestre, e questa sussulta montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini, debordano, inondano e trascinano con sé in un vortice un numero incalcolabile di case e persone. È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. L'odio, l'ambizione provocano la guerra distruttrice. Quindi, nel palpito accelerato del cuore e nel mio spirito, udii risuonare una voce soave che diceva: nel tempo, una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa santa, cattolica, apostolica, e nell'eternità il cielo. Questa parola cielo riempì la mia anima di pace e felicità, a tal punto che quasi senza rendermene conto continuai a ripetere a lungo: il cielo, il cielo. Non appena passò quella soverchiante forza soprannaturale, mi misi a scrivere, e lo feci senza difficoltà il giorno 3 gennaio 1944, in ginocchio, appoggiata sul letto che mi servì da tavolo. Ah, se solo il mondo riconoscesse il momento di grazia che ancora gli è concesso e facesse penitenza. Vedo nella luce immensa che è Dio la terra scuotersi e tremare dinanzi al soffio della sua voce, città e villaggi sepolti, rasi al suolo, inghiottiti, montagne di gente indifesa. Vedo le cataratte fra tuoni e lampi, i fiumi e i mari che trabordano e inondano le anime che dormono il sonno della morte. Quando il mondo chiederà pace e sicurezza e proverrà rimpianto per tutto il male che ha fatto, l'improvvisa distruzione della nuova Armageddon arriverà e l'umanità soffrirà. La Vergine Santa mi ha detto testualmente: ah, non avere paura, piccola mia, sono la Madre del Cielo che ti parla e ti chiede di rendere pubblico questo messaggio al mondo intero. Facendo questo troverai forti resistenze. Ascoltate bene, fate attenzione a quello che dico. Gli uomini devono essere corretti. Con umili suppliche
Dovete chiedere perdono per i peccati commessi e che potete commettere. Vuoi che ti dia un segnale affinché ognuno accetti le mie parole che dal tuo intermediario dico al genere umano? Hai visto il prodigio del sole e tutti, credenti, miscredenti, contadini, cittadini, saggi, giornalisti, laici, preti, lo hanno visto tutti. Una grande punizione cadrà sul genere umano intero, non oggi né domani, ma nella seconda metà del XX secolo. L'avevo già rivelato ai bambini Melania e Massimino alla Salette e oggi lo ripeto a te, perché il genere umano ha peccato e calpestato il dono che Dio gli ha concesso. Da nessuna parte del mondo esiste l'ordine e Satana regna sulle più alte postazioni, determinando il piano delle cose. Poiché gli uomini sono guidati dal demonio, seminando odio e vendetta ovunque. Essi, comandati dal demonio, fabbricano armi mortali che possono distruggere il mondo in pochi minuti. Metà dell'umanità può essere spaventosamente distrutta. Ci saranno conflitti anche tra le persone religiose. Dio consentirà a tutti i fenomeni naturali come fumo, grandine, freddo, acqua, fuoco, riempimenti, terremoti, tempo inclemente, disastri terribili e inverni estremamente freddi, come quelli di questi tempi, di finire con la terra a poco. Ci saranno malattie senza cura, perché la gente prende in giro i santi e la Chiesa. Ci saranno omicidi fuori controllo, la gente si ucciderà a vicenda, molte persone soffriranno. Alcuni fenomeni naturali avverranno prima del 2005 e continueranno di lì in poi con maggiore intensità e distruzione. Il clima cambierà improvvisamente, diventando estremo. Non sopravviveranno la mancanza di carità verso il prossimo. Questo vostro non amarvi l'un l'altro come mio figlio vi ha amati verrà severamente punito. Molti vorranno essere tra i morti, poiché milioni di persone perderanno la vita in pochi secondi e soffriranno troppo. Arriveranno nuove forme di vita e contribuiranno alla distruzione per ottenere più potere per loro e procreare la loro nuova razza. Le punizioni davanti a voi sulla terra sono inimmaginabili, ma arriveranno senza dubbio. Dio aiuta il mondo, ma chi non dà testimonianza di fedeltà e fedeltà verso di Lui sarà distrutto in modo irrimediabile, poiché molti gli hanno già voltato le spalle e Lui non può fare nulla di fronte a questo, mentre i buoni devono percorrere una strada stretta, i cattivi stanno percorrendo un sentiero ampio che li porta direttamente alla distruzione e credi che la punizione arriverà molto presto, a partire dal 2006, e arriverà senza potersi fermare. Molte anime possono perdersi e molte nazioni e stati scompariranno dalla terra. Il mondo può perdersi per sempre. È giunto il momento per tutti di trasmettere questo mio messaggio al mondo intero.
Siete vicini, figliuoli, all'ultimo minuto, all'ultimo giorno, e la catastrofe sta arrivando. Ovunque si parla di pace, di sicurezza, ma la punizione arriverà senza nulla che possa fermarla. Una guerra senza precedenti provocherà una distruzione nucleare. Questa guerra potrà distruggere tutto e sarà un disastro. L'oscurità cadrà su di voi per 72 ore, cioè per 3 giorni, e solo la terza parte dell'umanità sopravviverà a queste 72 ore di buio e sacrificio ed inizierà a vivere una nuova era. Il tutto accadrà in una notte molto molto fredda, 10 minuti prima della mezzanotte. Un grande terremoto stravolgerà la terra per 8 ore. I buoni, quelli che diffondono la profezia mia, che sono la Madre Celeste, non devono temere, ma gli altri subiranno le conseguenze di ignorare questo avviso. Il terremoto causerà la distruzione di gran parte della terra. Alcune parti di essa si separeranno e causerà un grande disastro. Non uscite di casa e non fate entrare nessun estraneo. Arriveranno persone nuove e sconosciute che sembrano buone e diranno di unirsi alla loro nuova razza e forma di vita. Non ascoltateli. Queste nuove persone approfitteranno della catastrofe che avverrà nel mondo. Oh, vi rivelo tutte queste cose, figli miei, affinché voi vi prepariate e possiate rimanere vivi come i miei figli che siete. Quando tutto questo accadrà, vi darò i seguenti segnali poco prima della catastrofe. La notte sarà molto fredda, soffieranno venti forti, ci sarà angoscia e poi inizierà un terremoto che farà tremare fortemente la terra. Chiudete tutte le porte e tutte le finestre e non parlate con nessuno che non sia all'interno della casa. Non guardate fuori, non siate curiosi, perché questa sarà l'ora dell'ira del Signore. Accendete candele benedette, perché per 3 giorni nessun'altra luce potrà illuminare. Il movimento della terra sarà così violento che la sposterà di 23 gradi e poi ritornerà nella sua posizione normale. Poi arriverà una totale oscurità che coprirà tutta la terra. Ogni spirito maligno sarà sciolto, facendo molto, molto male alle anime che non hanno voluto ascoltare questo messaggio e a coloro che non vogliono pentirsi. Tutto sarà buio e apparirà in cielo una grande croce mistica per ricordarci il prezzo che mio figlio ha pagato per la vostra redenzione. Pregate così, implorate Dio con queste parole. Quando quell'ora tremenda arriverà, dite: «Oh Dio, perdona i nostri peccati, salvaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia».
Coloro che credono nelle mie parole non devono temere nulla nel grande giorno del Signore. Coloro che deridono le mie parole e non mettono in guardia i fratelli e le sorelle saranno responsabili di questo gran numero di anime perse per ignoranza. Quando la terra non tremerà più, coloro che ancora non credono nel nostro Signore moriranno terribilmente. Il vento porterà gas e ci sarà pioggia ovunque e poi sorgerà il sole. Molti potranno sopravvivere dopo questa catastrofe, ma una volta che tutto sarà iniziato non dovranno guardare fuori per nessun motivo, perché Dio non vuole che nessuno dei suoi figli veda il modo in cui verranno puniti questi peccatori. Non vuole che nessuno veda come soffriranno. Non vuole che veda il dolore atroce che proveranno queste persone cattive. Non uscite di casa nel momento del grande terremoto. Città e villaggi saranno rasi al suolo. Ascoltatemi, figli cari, io sono la vostra madre. Ascoltate le mie parole e nulla vi accadrà, perché io vi metterò tutti al sicuro e vi coprirò con il mio manto.